Nuova puntata della nostra trasmissione Penalty, partiamo subito con il campionato di Serie D. E grazie all'ausilio della nostra regia vediamo il quadro completo dell'ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. 1-1 tra l'Athletic Club Palermo e Città di Gela, vittoria importante tra le mura amiche per il Città di Acireale che si impone 3-1 contro il Milazzo. Gebilson Corsaro e vince 4-0 in casa della Vibonese Calcio. Vittoria di misura esterna del Sambiase che si impone appunto 1-0 in casa del Messina. Tra le mura amiche invece successo per 2-0 della nuova Igea Virtus contro il Paternò, medesimo risultato 2-0 del Ragusa Calcio contro il Castrum Favara. Vince in casa la San Cataldese 1-0 contro l'Enna Calcio e poi pareggio per 1-1 tra Savoia 1908 e il Nissa. Chiudiamo il quadro con la vittoria per 2-0 del Vigor Lamezia contro Reggina 1914. Questa invece è la classifica dopo l'ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. Al comando Nuova Igea Virtus con 49 punti, insegue due lunghezze sotto il Savoia 1908, al terzo posto troviamo Nissa con 46 punti e poi l'Athletic Club Palermo che insegue a 45 punti, Athletic Club Palermo che ha una gara ancora da recuperare. Via via tutte le altre squadre, fanalino di coda del campionato di Serie D, il Paternò Calcio con 14 punti. Restiamo sempre concentrati sul campionato di Serie D e adesso è arrivato il momento delle immagini delle gare. La beffa per l'Enna arriva al 90° quando il colpo di testa di Russo su traversone di Mariani poco all'interno dell'area di rigore trova impreparato il portiere L'Oliva. La squadra di Francesco Passiatore si ferma al Valentino Mazzola di San Cataldo al termine di una gara non brillante. Ad una prima frazione in cui Dadic e compagni avevano comunque sfiorato il vantaggio è seguita una ripresa dai ritmi più blandi. In avvio ci prova Diaz con un bel sinistro dal limite dell'area con Maravigna che blocca in due tempi. Poi Frankie Ciaunà in una sorta di palla a due al limite dell'area calcia alto ma è clamorosa l'occasione fallita dal gemello Frank a pochi passi dal portiere con un sinistro che si spegne incredibilmente al lato. Nel finale di tempo ancora Diaz dalla distanza non è stavolta preciso. La ripresa vede l'Enna rintanata nella propria metà campo, ci prova Russo da pochi passi, para L'Oliva. Il duello fra l'attaccante nisseno e il portiere ennese vive di un'altra fiammata alla mezz'ora, con l'estremo difensore che riesce di intuito a deviare in angolo. Ma nel finale, quando le due squadre restano in 10 per le espulsioni di Federico e Frank Ciaunà, proprio Russo ha la meglio sull'Oliva, piazzando all'angolino alto in rete il colpo di testa vincente che fa esplodere il pubblico di fede locale. Troppo tardi per l'Enna per imbastire una rimonta. Arriva un KO amaro e da domani testa al match del Gaeta di domenica prossima contro il Gela. Una vittoria voluta a tutti i costi, preparata durante la settimana alla grande, e una vittoria che ci dà adesso tanta fiducia, ci dà tanto coraggio, la volevamo a tutti i costi e quindi siamo davvero felici che è arrivata in questo momento. Ora dobbiamo continuare su questa via, non dobbiamo mollare mai, da qui alla fine ci aspettano delle 9 finali e quindi bisogna continuare con questo atteggiamento, con questa cattiveria, cercando di fare più punti possibili da qui alla fine. No, ci ho creduto come sempre, perché sono uno che cerca di non mollare mai fino al 95esimo. Io credo che possiamo salvarci, credo che questa squadra possa salvarsi e quindi ci credo. Quindi su ogni palla è come se per me fosse la palla della vita. Lo sarà da adesso, lo sarà fino alla fine del campionato. Ci ho creduto, speravo che la palla arrivasse lì
È capitato, potevo fare già gol prima, sempre di testa, e il portiere ha fatto una grande parata. E poi dopo invece sul cross di Mariani l'ho impattata bene, per fortuna ho fatto gol. Precisiamo che 8 undicesimi, 9 undicesimi, 10 undicesimi di questa squadra arrivano da quest'estate. Quindi parliamoci chiaro, molti acquisti sono stati fatti da Giovanni Caterino, penso che 8 undicesimi sono titolari ogni partita, sono titolari, quindi bisogna riconoscere a Giovanni che poi le strade si siano divise, ci sta, è il calcio. Però sì, poi abbiamo fatto degli innesti, insieme a Caterino abbiamo preso Giovanni Catalano, poi senza Giovanni Caterino si sono stati fatti altri acquisti, l'ho già ripetuto, non mi va di essere retorico, li ho fatti personalmente io, su alcuni suggerimenti, e poi è arrivato Cosondei che secondo me è l'arma in più della Vigor, quindi io non so se ci sarò l'anno prossimo, non so quando finirà il mio percorso perché sono stanchissimo, però vi posso dire che nel ragionare sì, bisogna iniziare a puntellare. Io penso che 8-10 giocatori possono essere confermati senza problemi. Ora non faccio più il direttore sportivo, non ricopro queste vesti e l'ho fatto per un periodo, quindi poi ci sarà chi di competenze che penserà a fare queste riconferme. È normale che il mister si trova 6 giocatori in più e deve farli ruotare. Ora i ragazzi si trovano, per fortuna abbiamo anche l'abbondanza, dobbiamo dire la verità, abbiamo Igor che non viene mai menzionato, che è il nostro fisioterapista, che fa un lavoro egregio. Non ci scordiamo che abbiamo esordito con degli infortuni uno dietro l'altro perché il Mantelboso non era all'altezza. Ora ve l'ho detto, ora ogni squadra che viene al Dippolito dove andiamo noi ci deve temere, quindi la prossima che dobbiamo battere è la Gerbison. Preme iniziare facendo i complimenti alla Vigor che ha vinto una partita stremeritandola, perché ha dimostrato di avere gli attributi, ha dimostrato di avere più fame della regina, e quindi complimenti a loro perché non hanno rubato nulla ed è una vittoria che non fa una piega, e devono anzi essere orgogliosi del percorso che hanno fatto e di quello che hanno dimostrato oggi nel campo. Noi è vero che abbiamo creato il primo tempo 8, 9, 10, non ha importanza, se non abbiamo fatto gol perché non abbiamo la cattiveria, non abbiamo la fame di entrare in aria con ferocia, di calciare in porta, di fare gol, e quindi per me la partita è tutta lì. A prescindere dall'uomo in più o meno, dobbiamo farci un bagno di umiltà, questa sconfitta che ben venga, prendiamo 2 belli schiaffi, ce ne torniamo a casa meritatamente. Quando abbiamo finito la partita mi sono soffermato apposta ai ragazzi del cerchio perché era giusto che dovevamo osservare tutti i festeggiamenti di una squadra che ha festeggiato una grande vittoria, che ha voluto con il cuore quello che oggi non ha avuto la regina. Non abbiamo avuto rispetto per le 1000 persone che sono venute qua, non abbiamo avuto rispetto per noi stessi, per il lavoro che facciamo ogni giorno, e quindi sull'aspetto tecnico secondo me oggi lascia il tempo che trova, anche se secondo me il primo tempo, come ben detto lei, siamo andati in porta anche bene. Abbiamo migliorato anche qualcosa sugli 1 contro 1, abbiamo puntato più l'avversario, però quando poi arrivi lì e metti la sufficienza è giusto che perdi, ed è giusto che prendi gli scaffi come li abbiamo presi oggi. Dobbiamo invertire rotta velocemente, soprattutto sotto l'aspetto mentale, nella speranza che ci un po' uniamo tutti in questo pensiero. Parlo di squadra, attenzione, non voglio malintesi, perché non è più tempo di poter tra virgolette accettare gente che non è troppo contenta. Quando una persona è troppo contenta di giocare in una squadra, ci sono 30 giocatori e gli tocca di fare la tribuna o gli tocca di giocare in panchina, deve andare a giocare in squadre che lottano per il sesto, per il settimo posto, dove fanno i titolarissimi, dove possono fare la sufficienza, anche perché se sbagliano una partita non succede nulla. Qua se si sbaglia una partita ci giochiamo la vita, e forse qualcuno ancora non l'ha capito, ma io sono certo, e lo farò io in prima persona, qualcuno se non l'ha capito, che dopo questi schiaffi di oggi penso che la retta via la ritroveremo in una maniera abbastanza veloce. Credo che ancora una volta ci siamo trovati sotto, onestamente, senza meritarlo.
anche il primo tempo, e poi il secondo tempo abbiamo fatto una grandissima ripresa, una grandissima reazione come sempre, e quindi faccio i complimenti alla squadra. Eravamo un po' troppo, pensavamo un po' troppo all'essere aggressivi, dovevamo giocare di più. Ho detto ragazzi, se giochiamo usciamo, se giochiamo tiriamo fuori quelle che sono le nostre qualità. Il secondo tempo credo che si sia visto un grande Savoia anche nel gioco. Primo tempo un grande Savoia soprattutto nell'intensità, secondo tempo abbiamo coniugato intensità e capacità di gioco. I ragazzi hanno già dimostrato ampiamente questa loro capacità di saper reagire sempre alle situazioni avverse, e mi dispiace chiaramente del rigore sbagliato da Michele, ma come avevo detto in passato con quelli precedenti, non ci si deve far condizionare dall'episodio, bisogna dare il proprio 100%, bisogna avere la forza appunto di non farsi condizionare sia dall'episodio negativo ma anche dall'episodio positivo. L'obiettivo è dare il proprio 100% indipendentemente anche dall'avversario, un punto su, un punto sotto, è importante farsi trovare pronti nella volata finale. Questa è una valutazione di lungo periodo che a me non piace, però credo che sia la cosa giusta. Noi come al solito dobbiamo pensare a fare un'altra grande settimana e un'altra grande prestazione domenica prossima. Questo è l'unico pensiero che ci deve essere nella nostra testa, continuando quel percorso straordinario che stiamo vivendo tutti quanti. Ma sì, dobbiamo farci trovare pronti. La società ha fatto degli acquisti che ci danno qualche alternativa in più, tutti si devono far trovare pronti, e quando vengono chiamati da me devo fare i complimenti ai ragazzi perché l'hanno sempre dimostrato, non oggi, quindi avanti così. Credo che oggi sono 7 mesi da quando abbiamo cominciato questo percorso, credo che siamo esattamente dove volevamo essere 7 mesi fa, anche a discapito del pensiero di tanti che non ci ritenevano in grado di fare questo percorso. Noi siamo contenti e guardiamo avanti come al solito partita per partita, pensiamo alla prossima, pensiamo a preparare una grande settimana. Ovviamente oggi è il momento del riposo, per i ragazzi anche domani, per me invece da domani comincia la settimana lavorativa in funzione della partita successiva. Siamo contenti di come stiamo giocando, soprattutto il secondo tempo, e dobbiamo dare sempre di più. E volevamo anche vincere in realtà, per il gol sì, è stato un bel gol, però noi volevamo la vittoria. Da adesso in poi, ma anche prima, ogni partita sarà una finale. Noi ce la dobbiamo godere e dobbiamo dare sempre il meglio di noi. Con una prestazione autorevole la Gelbison passa in modo netto sul campo della Vibonese e lo fa calando sul prato del Luigi Razza un poker di reti che proietta i rossoblù alle spalle delle 5 di testa. Di fronte 2 squadre dal cammino opposto, 3 vittorie per i cilentani e 3 sconfitte per i calabresi. La Gelbison parte decisa a fare la gara e crea 2 limpide palle gol, la prima con Kosovan e l'altra con Liurni, 2 tentativi che sono solo il prologo alla rete che arriva poco dopo la mezz'ora sugli sviluppi di un calcio d'angolo, quando Chironi batte Marano e sblocca il match a favore dei cilentani. Il tempo si chiude con il vantaggio meritato della Gelbison. Non cambia il copione nella ripresa, anzi i rossoblù aumentano la pressione e mettono letteralmente alle corde la Vibonese, che finisce per finire KO. Al 21esimo ci pensa Liurni a siglare il raddoppio con un preciso diagonale, poi nel finale arrivano le reti di Fernandez e Cascio. Un successo netto, e domenica prossima per i cilentani di Agovino c'è la Vigor Lamezia.
Assolutamente, siamo contentissimi di aver ritrovato la vittoria, di aver ritrovato uno stadio così importante e contro una squadra che alla vigilia appunto era stata denominata appunto come ostica, perché comunque è una squadra che senza la penalizzazione avrebbe avuto molti più punti e sarebbe stata totalmente in un'altra zona di classifica. Quindi è una grande vittoria con un doppio valore. Assolutamente posso confermarlo che è stata, ora a fine partita lo posso dire, è stata una grande emozione perché l'esordio è comunque emozionante, ma poi farlo in uno stadio così importante dove si è scritta tanta storia di calcio è ancora più bello. Sì, siamo felici di tornare a una vittoria in un campo importante, una partita difficile, dopo tutto questo tempo che forse meritavamo qualcosa in più, non l'abbiamo raccolto. Le ultime prestazioni oggi hanno dimostrato che la squadra c'è e che stiamo bene di nuovo. Sono contento di questa stagione, personalmente l'anno scorso ho avuto tanti infortuni e questa stagione era una prova mentale pure per stare bene e sono contento che mi sto godendo tutta la stagione con questi gol più felice ancora. Penso che oggi l'abbiamo pure regalato, abbiamo lottato, abbiamo fatto una grande partita in un campo difficile, storico come questo di Messina e questa vittoria va a loro che ci hanno supportato in questo periodo un po' non buonissimo per loro. In casa speriamo di ripeterci con queste prestazioni per continuare a fare punti. Il primo tempo un po' sottotono, forse anche a merito del Gela, ben organizzato. Poi abbiamo visto il secondo tempo un grande Athletic dove abbiamo creato veramente tanto, ma siamo riusciti a fare solamente un gol. Ma riprendiamo dalla prestazione del secondo tempo. Occasioni ne abbiamo avuti, dobbiamo essere bravi a sfruttare bene queste occasioni perché comunque loro anche erano ben organizzati, quindi non ti lasciano tanti spazi, è giusto che quelle poche occasioni devi cercare di sfruttarle. Quello che possiamo dire è che noi non molliamo e cerchiamo di rimanere più in alto possibile a partire già da domenica. Non ci vogliamo fermare, vogliamo ancora divertirci. L'importante è la reazione che abbiamo avuto perché comunque dopo che abbiamo subito l'1-0 meritato comunque la squadra ha iniziato a giocare, a pedalare come sempre, però si sa, si vince, si pareggia o si perde. Intanto sono contento, anche se non sto benissimo, ho fatto un solo allenamento con la squadra, c'è tutta la settimana per recuperare ed entrare più in condizione. È una squadra che non molla niente, al di là, c'è da dire sempre che siamo una squadra giovane, però
l'umiltà che c'è in questa squadra si trova veramente in poche squadre. Una buona prestazione abbiamo fatto, sicuramente bene il primo tempo, dove abbiamo avuto diverse occasioni per fare anche il secondo gol. Poi il secondo tempo è uscito pure l'Atletico Palermo, hanno avuto diverse occasioni. Poi non solo il rigore molto generoso, però è stato dato il rigore, hanno avuto altre 2 occasioni per segnare. Ritengo che sia una partita molto equilibrata, sicuramente da me le assenze di Petta e di Sbuttoni sono pesanti, però è stato bravo Giacomarro che l'ho fatto giocare in difesa e ha fatto una grande partita. La bellezza di questa squadra e di questo gruppo è proprio questa. Per quanto riguarda invece il calo del secondo tempo, io penso che comunque quando si gioca fuori casa si può anche concedere queste occasioni, soprattutto a una squadra che sta lottando per vincere il campionato, non dimentichiamolo, ha qualche elemento pure che ha un'ottima carriera, curriculum, quindi dico è una squadra giovane che vola sulle ali dell'entusiasmo in questo momento, quindi va benissimo, ci può stare che abbiamo concesso qualcosina. È anche vero che era lì una partita e quindi volevamo dare continuità, però dico a prescindere dal fatto di parlare della partita, della sconfitta e per come è andata tutta la gara c'è soltanto da chiedere scusa perché veramente oggi abbiamo fatto una partita non all'altezza di Milazzo, quindi c'è da chiedere scusa ai tifosi, società, a tutti quanti e c'è soltanto da ripartire martedì e cambiare un pochino quello che è stato l'andazzo adesso, poi per il resto credo che la partita ci sia poco da commentare.
ma deve essere un punto di partenza, perché non è la squadra che conosco, perché non possiamo fare ottime prestazioni come domenica e poi inciappare e fare una brutta prestazione, errori grossolani, quindi non ne voglio proprio assolutamente parlare. Come ho detto prima, chiedo scusa ai tifosi, chiediamo scusa ai tifosi, sono qua, ci metto la faccia come essendo anche responsabile di tutto questo, e basta. Dobbiamo pensare adesso martedì a metterci un pochino con la testa sotto, pedalare e cercare di ricominciare a fare punti in casa. IG Virtus Paternò, prima contro ultima nel girone I di Serie D, metteva in palio punti pesantissimi per la classifica e per gli obiettivi stagionali di due squadre chiamate a non fallire. Pronti via dopo appena 2 minuti, l'IG Virtus è già pericolosa, Longo scodella in mezzo a un pallone invitante, Cicirello prende il tempo a tutti, ma di testa manda fuori di un soffio. Al 10° ancora Cicirello riceve largo a destra, punta l'uomo, si accentra e lascia partire un sinistro tagliente, Lucatelli si tuffa e devia in angolo con qualche affanno. 2 minuti più tardi è Longo a inventarsi una giocata da centroavanti puro, spalle alla porta al limite, si gira in un fazzoletto e calcia, la sfera accarezza il palo e si spegne sul fondo. Ligea martella, al 17° Provazza sfonda sulla corsia di destra e dal fondo mette un traversone teso, Calafiore sale in cielo ma non c'entra lo specchio. Il Paternò prova a reagire, al 22° si affaccia in avanti con Zinna che si ritaglia lo spazio in aria e conclude, Maddaloni è attento e chiude in angolo con tempismo perfetto. La pressione cresce, l'inerzia è tutta giallorossa, al 28° il match si accende, rimessa laterale lunga, pallone che resta vivo in aria, Calafiore si coordina in un lampo e scarica un destro volante che non lascia scampo. Vantaggio Igea, Boato sugli spalti e per il capitano giallorosso si tratta della quinta rete in campionato. La capolista non si accontenta, al 35° angolo di Longo, respinta corta, Cicirello si avventa sul pallone e carica il mancino, traiettoria potente che sibila accanto al palo. E un assedio continuo, al 37° azione da applausi, Cicirello serve Longo, controllo elegante, sterzata secca sull'avversario e tiro a colpo sicuro. Lucatelli compie un intervento straordinario, salva tutto e tiene a galla il Paternò. Non è finita, al 43° Balsano pesca ancora Longo in area, controllo, conclusione ravvicinata, respinta di Lucatelli. Sulla ribattuta Squillace prova a chiudere i conti ma manda sul fondo. Nella ripresa i ritmi si abbassano leggermente ma è sempre l'IG Virtus a cercare con insistenza il raddoppio. L'occasione arriva al 62° quando Calafiore libera in aria Cicirello che dribbla il portiere, il pallone però sfila fuori incredibilmente. I giallorossi non si fermano, Provazza si prende la scena con una serpentina che accende il pubblico, entra in aria e calcia ma trova il muro della difesa ospite. Nel finale l'Igea costruisce un'altra palla gol limpida su schema da calcio piazzato, Longo serve al centro Samaché, l'attaccante da pochi passi non riesce a indirizzare nello specchio. Sembra una gara strecata, destinata a restare in bilico, invece nel momento chiave arriva la giocata che chiude tutto. Vacca controlla il limite, salta la difesa e con freddezza piazza il pallone nell'angolo alla sinistra di Lucatelli. E il 2-0 che manda i titoli di coda, la seconda rete stagionale in maglia giallo-rossa per il centrocampista, impreziosita da una dedica speciale. Finisce così, vittoria pesantissima per l'IG Virtus che sale a 49 punti e si riprende la vetta solitaria con 2 lunghezze di vantaggio sul Savoia. Un successo che vale morale e classifica prima della delicatissima trasferta di Caltanissetta contro la Nissa, terza forza del campionato. Mi è dispiaciuto per i nostri tifosi che sono venuti in massa a Ragusa, ancora una volta l'abbiamo delusi, dobbiamo fare mea culpa, ci sono situazioni che ancora non si è capito il campionato che dobbiamo fare, le caratteristiche che dobbiamo mettere, dobbiamo fare l'esame di coscienza tutti per ripartire per le prestazioni che avevamo fatto in precedenza.
scontri diretti ci vuole non solo la tecnica, la tattica, ma ci vuole il cuore, ci vuole l'abnegazione. Domenica abbiamo un'altra opportunità da non sbagliare, abbiamo l'opportunità di fare questo scontro diretto in casa contro il Messina, che è un'ottima squadra, però al di là di questo noi non possiamo guardare l'avversario, ma dopo la prestazione di Ragusa dobbiamo guardare in casa nostra e dobbiamo cercare di prepararci in un modo importante. Abbiamo avuto tante occasioni oggi per chiudere la partita, una partita difficile, una partita che abbiamo giocato con accortezza, una partita che all'inizio si stava mettendo su un binario particolare, poi siamo riusciti a sbloccarla e al secondo tempo, grazie anche ai cambi che abbiamo fatto, perché chi è entrato, Golfo, D'Amore, Palladino, tutti i ragazzi che sono entrati al secondo tempo, Brugaletta, Crisci stesso, hanno fatto bene e siamo riusciti a portare in porto una vittoria per noi salutare. Ma si riparte sempre con l'obiettivo di prepararci al meglio. Fa piacere che oggi viene la società, il presidente, per incoraggiare i nostri e richiamare all'attenzione la nostra squadra, tutto lo staff, sottolineando il periodo, sottolineando il campionato, sottolineando tutto questo periodo di scontri diretti, di essere concentrati, sono messi a disposizione a 360 gradi per preparare tutto assieme questo finale di campionato. Non è semplice, è un campionato, anche i risultati di oggi, la Cireale che ha vinto, la San Catardese che ha vinto con l'Enna, la Cireale ha vinto col Milazzo. Noi non dobbiamo guardare al futuro, ma dobbiamo guardare solo ed esclusivamente alla partita successiva, concentrarci su questo, dare il massimo come abbiamo fatto fino adesso. Ai ragazzi non possiamo rimproverare nulla sotto l'aspetto di impegno e sotto l'aspetto di prestazioni. Naturalmente ci sono domeniche in cui ci va bene, domeniche in cui ci va meno bene, domeniche in cui troviamo delle situazioni particolari in campo che non ci permettono di arrivare al risultato. Oggi invece ho visto degli uomini che hanno giocato per un obiettivo e penso che da questo momento i ragazzi abbiano capito che ogni partita è una partita importante da qui alla fine, è un play-out importante da giocare e lo dobbiamo giocare col coltello tra i denti. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Rieccoci tornati in studio, adesso è arrivato il momento del campionato di eccellenza Girone A.
E attraverso la prossima schermata vediamo i risultati dell'8ª giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza Girone A. Vittoria per 2-0 della Parmonval contro il CUS Palermo. 90-011 Bagheria vince fuori casa 2-1 contro il Partinico Audace. Altra vittoria esterna è quella del Marsala 1912 che si impone 3-2 in casa dell'Accademia Trapani. Un altro successo esterno è quello del Montelepre che vince 3-1 in casa della Don Carlo Misilmeri. Tanti successi anche in questo caso esterni come quello dell'Unitas Sciacca che vince 2-1 contro il Castelvetrano. E poi vittoria di misura del Camarat 1972 contro San Giorgio Piana. Sospesa la gara tra Licata Calcio e San Vito Lo Capo. Questa invece è la classifica dopo l'8ª giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza Girone A. Al comando della graduatoria c'è il Licata Calcio con 50 punti, insegue 5 lunghezze sotto il Marsala 1912, gradino più basso del podio per il Camarat 1972 con 43 punti, via via tutte le altre squadre. Chiude da fanalino di coda di questa graduatoria il CUS Palermo con 8 punti in classifica. È una delle gare di cartello della 23esima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Da una parte la capolista Licata, dall'altra il San Vito Lo Capo che tanto bene ha fatto in questa prima parte di stagione candidandosi anche per un posto nei playoff. Match tutto da gustare, quello del Dino Liotta, ma che come stiamo per scoprire non prenderà una bella piega soprattutto dopo la fine del primo tempo. In ogni caso le immagini a cura di Giuseppe Montalbano con quanto accade nel primo tempo al Dino Liotta, qui subito con una palla recuperata dal Licata. Palmisano si presenta ai 25 metri, conclusione che sibila non troppo lontano dalla porta difesa da Sandu. Poi occhio a questa palla inattiva, a questo calcio d'angolo per il San Vito Lo Capo con la palla che spiove sul secondo palo. C'è il tentativo di intervento da parte del numero 2 la Commare, bravissimo a salvarsi Mazzola che oggi si sostituisce al titolare Valenti tra i pali. Ancora la squadra di Colombo che attacca, la palla arriva sul secondo palo dove per poco non arriva la conclusione di Chieffo, poi ci prova Guaiana con la sfera che si perde a fondo campo. Poi è il Licata a provare a prendere campo, qui la conclusione da parte di Brugnone con la sfera che si perde alta sopra la traversa, poi prova ad accendersi in particolare la Piana, poi Tedesco per il cross con il colpo di testa ancora da parte di Palmisano, uno dei più attivi tra le fila della squadra di Bonfatto. Qui conclusione bellissima da parte di La Piana, bello anche l'intervento sulla sua sinistra da parte di Sandu. Poi il numero 10 in maglia gialla prova a mettersi in proprio, cerca la giocata all'interno dell'area di rigore, conclusione finale da parte di Greco che non fa giustizia all'azione dei suoi compagni, ci prova dalla distanza anche Tommy Flores con la sfera che si perde oltre il fondo. Poi la palla messa in mezzo da Tedesco, stupenda per il tentativo che non va a buon fine da parte di Minacori. Ci riprova dalla distanza anche Palmisano con la sfera che si perde tra le braccia di Sandu. Poi inizia il conciliabolo prima nel duplice fischio e dopo che le squadre tornano negli spogliatoi. Nel frattempo il Licata attende gli sviluppi mentre il San Vito Lo Capo non esce nel terreno di gioco, non esce dagli spogliatoi del Dino Liotta. Cerca anche il tecnico Lillo Bonfatto di capirci qualcosa. Il direttore di gara alla fine stabilisce che non ci sono gli estremi per continuare a giocare, emette i 3 fischi. Il Licata almeno per il momento porta a casa i 3 punti che consentono di mantenere un buon vantaggio sulle più immediate inseguitrici in vetta alla classifica. Queste sono partite che si possono anche presentare in vari modi e in vari tipi. Diciamo che noi abbiamo trovato un'adattabilità alla partita per soffrire. Questo sicuramente è un aspetto che dobbiamo migliorare, però sono veramente contento perché anche i ragazzi, lo spogliatoio, si sono resi conto che questa partita, dice, possibilmente un mese fa l'avremmo persa, e avere tenuto botta, sofferto e rischiato anche qualcosa è sicuramente un percorso che ci deve dire ancora c'è tanto da fare, ancora c'è tanto da migliorare
e soprattutto cercare di migliorare quelle fasi dove vanno fatte in una gestione di gara in funzione a quello che succede, se va in vantaggio, dentro casa, fuori casa. Io voglio comunque che la mia squadra abbia sempre lo stesso atteggiamento e oggi mi ha fatto vedere un volto che nelle altre partite non avevo visto e spero che questo volto sia propedeutico per quello che è un altro passo in avanti nel miglioramento di tutta la squadra. Fradella ha fatto per me un salvataggio che vale più di un gol, perché in quel momento della gara se avessimo pareggiato non so cosa succedeva, però ti dico la verità, sono contento perché loro caratterialmente hanno risposto anche agli eventi negativi, ma la cosa di aver sofferto così tanto sicuramente mi lascia qualcosa in bocca di amaro, che è anche merce per poter lavorare, come ho detto prima. Sicuramente è un aspetto dove dobbiamo crescere ancora tanto, perché voglio una squadra che abbia più personalità sotto certi aspetti nella gestione della gara e che creda ancora di più in quelle che sono le proprie qualità, perché alla fine loro lo sanno di avere determinate qualità, però non possiamo permetterci di metterli a tratti, dobbiamo averla sempre quel tipo di idea, quel tipo di mentalità. Ti ribadisco questo concetto: gli errori fanno parte del percorso e ci stanno e fanno parte anche di campionati, fanno parte di partite e su quegli errori noi dobbiamo cercare di migliorare per poter essere sempre più pronti nell'affrontare squadre come il Licata, che è la corazzata del girone in questo momento. Non so quello che succederà, però come hai ben detto tu, il nostro percorso è quello di continuare a fare sempre meglio e da questa prestazione usciamo vittoriosi, contenti per la vittoria, ma anche con tanti segnali che ancora dobbiamo lavorare per crescere. Dobbiamo lavorare su quello che oggi non è andato per cercare di essere più perfetti possibili, anche se la perfezione sappiamo tutti quanti che è difficile da raggiungere, ma quantomeno avvicinarci a quello che è l'ideale dell'allenatore. Rieccoci tornati in studio, è arrivato adesso il momento del campionato di eccellenza Girone B. Con la prossima schermata, grazie all'ausilio della nostra regia, andiamo subito a vedere il quadro completo di tutti i risultati dell'ottava giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza Girone B. Pareggiano 1-1 Messana 1966 e Leonfortese. Vittoria interna per 2-1 del Calcio Avola 1949 contro l'Atletico Catania 94 Via Grande. Vittoria di misura del Giarre Calcio contro la Leonzio 1909, roboante 4-1 del Melilli contro il Palazzolo e poi vince 1-0 Nebros contro Gioiosa, 4-1 del Niscemi contro San Fratello Acquedolci e poi Mazzarone Calcio si impone 2-0 in casa del Rosmarino e infine pareggio a reti bianche tra Vittoria e Modica Calcio. E dopo l'ottava giornata del girone di ritorno vediamo le implicazioni per quel che riguarda la classifica del campionato di eccellenza Girone B. Al comando Modica Calcio con 58 punti, insegue al secondo posto il Vittoria con 45 punti. Calcio Avola 1949 più sotto a 43 punti, 42 invece sono i punti conquistati dal Messana 1966. Via via tutte le altre squadre sino ad arrivare alla Leonfortese, che è il fanalino di coda di questo campionato di eccellenza Girone B con 11 punti. E adesso invece è arrivato il momento delle immagini. Andiamo a vedere le partite del campionato di eccellenza Girone B disputate domenica. Un'altra squadra in piena lotta playoff è avversaria del Giarre. I gialloblu, dopo il KO rimediato domenica scorsa in casa dell'Atletico Catania 94, affrontano la Leonzio, reduce da 2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 5 partite. È un Giarre battagliero quello che scende in campo fin dai primi minuti di gioco. Ippolito ferma la rosa, poi gli porta via la palla Ankovic, che può scatenarsi sulla destra. Ankovic non lo tengono i difensori, entra in aria, la mette bassa all'indietro, non c'è nessuno, arriva però Caltabiano di prima intenzione, la palla si perde al lato. Campagna attacca sulla fascia, poi serve Lubassù, lo ferma bene Strano, e gli sradica via il pallone e fa ripartire Mascara. Evita il rientro di Di Pietro e serve Ankovic,
1-2, poi cambio di gioco ottimo per la Rosa, buono l'aggancio, la Rosa la sterzata sul mancino, prova la conclusione, solo esterno della rete. Mezz'ora di gioco, rimessa lunga di Campagna, allontana Caltabiano, ancora nella zona di Campagna, di petto per Di Pietro, sulla tre quarti verso Picchi, prolunga nella zona di Capuana, Capuana anticipato dall'uscita di Russo che poi blocca a terra. Battuta iniziale della ripresa, punizione per il Gerre, la batte Sciacca, in mezzo nella zona di Petrella, prova a colpire Petrella, fermato da Tornatore, poi esce Caruso. Garozzo arriva prima sulla sfera e serve Strano, che alza un campanile verso Mascara, la sponda per l'inserimento di Caltabiano che parte a sinistra, Caltabiano salta anche il rientro di Di Pietro, Caltabiano la conclusione, fuori bersaglio. Ti fa vedere in avanti anche la Leonzio, qui su piazzato, lo batte Strano, in mezzo per Capuana di testa, splendida parata di Russo che salva la sua porta. Minuto 77, corner di Sciacca, sul primo palo verso Tosto, contrasto con San Giorgio e calcio di rigore per il Giarre. Non tocca la palla San Giorgio, tocca Tosto, rigore per il gialloblu. Dal dischetto va Ankovic che batte Caruso, torna a gol Luka Ankovic, gli mancava dalla 17ª giornata in casa contro il Modica, nono stagionale per lui, 1-0. Ancora Geresi in avanti, Sciacca rimette al centro col mancino nella zona di Pietra, svetta più in alto Campagna. Poi Strano colpisce male, Piedra riapre verso Mascara, posizione regolare, Mascara la mette bassa per Caltabiano che manca l'appuntamento con la conclusione. C'è spazio solo per 3 sostituzioni, Migneco, Limine e Amante negli ultimi minuti. Il Giarre non concede nulla e porta a casa 3 punti di capitale importanza contro un avversario quotato come la Leonzio, classifica alla mano. Per i gialloblu una vittoria, la prima del nuovo corso con Michele Campo in panchina, che è una vera boccata d'ossigeno. Era importante centrare 3 punti oggi per non perdere il treno salvezza diretta e i gialloblu non hanno fallito. Domenica prossima altro turno casalingo e altra partita contro una squadra forte che si trova al 3° posto in graduatoria, ovvero l'Avola, che oggi è sconfitta in casa all'Atletico Catania. Diciamo che è stata la gara preparata, la gara che dovevamo fare, di non subire l'avversario, nonostante comunque, sai, tu oggi ti giocavi credo una grande fetta di campionato, quindi la pressione della gara era una pressione alta, una gara con tantissime aspettative credo da una parte e dall'altra, quindi sai, una gara maschia, non poteva essere al contrario e credo che la squadra si è fatta trovare pronta ad una gara del genere, siamo stati solidi, siamo stati compatti, voglio esaltare la compattezza di questo gruppo che ancora una volta ha saputo reagire a tante difficoltà che comunque questa gara poteva crearti. E ovviamente poi sai, quando non rischi prendi coraggio, fino alla fine abbiamo provato anche a vincerla questa gara, vedi la traversa di Torres, vedi la conclusione di Bonanno che dava l'illusione del gol e ovviamente non posso che complimentarmi ancora una volta con questo gruppo che credo che ha fatto una prestazione maiuscola. Rimando tutta la squadra perché sono loro quelli che gli artefici principali veramente di queste vittorie, di questa stagione, perché un gruppo del genere credo che non ti capita spesso di allenarlo, è sicuramente un piacere e un onore far parte comunque anche di questa grande famiglia. Il derby tirrenico di eccellenza sorride alla Nebros, a Lenzo Vasi finisce 1-0 contro la Polisportiva Gioiosa, un successo di misura che pesa tantissimo nell'economia della stagione, cornice di pubblico delle grandi occasioni per questo derby con le due squadre che si affrontano per la 4ª volta in stagione. Derby che si accende subito e la Nebros parte forte dagli sviluppi di un corner, il pallone resta sospeso in aria, Margaritini calcia al volo ma trova la risposta dell'ex Paterniti. La squadra di casa spinge ancora su punizione di Panzarella, a buon tempo svetta di testa ma la traversa gli nega il gol. È il preludio al vantaggio che arriva al 25esimo quando Margaritini sfonda a destra e mette un pallone perfetto per Ferré che di testa batte Paterniti e fa esplodere Lenzo Vasi. 1-0 per la Nebros e 6ª rete stagionale per il centravanti classe 2000. La Nebros continua a martellare, altro corner di Panzarella, colpo di testa di Barez che scheggia la parte alta della traversa, poi ancora Margaritini per Barez, sponda
sponda per Panzarella che al volo col destro sfiora il montante. Nel finale però il Gioiosa ha la grande occasione per il pari, ma l'ex De Gaetano manda alto sopra la traversa. Nella ripresa la Nebros rientra in campo con lo stesso fuoco negli occhi, bastano pochi istanti e Ferré arma il destro, conclusione secca, pallone che sfila di un soffio alla destra di Paterniti. Il centravanti di casa è ispirato, poco dopo inventa con un colpo di tacco che illumina l'inserimento di Noto, palla fuori dallo specchio. Il Gioiosa prova a rimettersi in carreggiata affidandosi ancora all'ex De Gaetano, ma il suo tiro è centrale e Sendin blocca senza affanni. Il portiere di casa si fa trovare pronto anche sul cross insidioso di Gali, leggendo bene la traiettoria e mettendo in sicurezza. Nel finale la Nebros tenta l'assalto decisivo, Panzarella ci prova dalla distanza ma spedisce largo alla sinistra di Paterniti. Poi il neoentrato Spanò fa venire i brividi con un diagonale velenoso che sfiora il palo per questioni di centimetri. Finisce così tra gli applausi, il Gioiosa resta a quota 31 punti e mantiene 10 lunghezze di vantaggio sulla zona playout. La Nebros invece può finalmente sorridere davanti ai propri tifosi, sale a 26 punti e continua la sua corsa verso la salvezza con rinnovata fiducia e consapevolezza. Quattro giornate senza vittoria e questo il dato che non può passare inosservato in casa messana, reduce dalle pari contro la Leonzio, reduce da 2 trasferte consecutive senza aver trovato i 3 punti. Oggi l'occasione di riscattarsi sembra quella giusta, ma occhio perché le leggi del calcio possono essere riscritte. La Leonfortese nell'ultimo turno ha sì perso 1-0 contro il Vittoria, ma ha dimostrato che la crisi è solo di risultati e non di identità. Da una parte la compagine di Antonio Venuto al terzo posto in classifica, chiamata a tornare al successo, dall'altra una Leonfortese ultima della graduatoria ma che ancora vuol sperare fino alla fine. Amici sportivi, questa è la 23esima giornata del campionato di eccellenza siciliana e Messana contro Leonfortese. La punizione dalla destra è un'idea in area di rigore per il compagno, ancora bello che si ritrova al traversone, va a vuoto della guardia, chance per la Leonfortese, Ferrara deve sporcarsi i guanti sulla conclusione di Popolo Ginesi. Adesso la salita da parte di Angelo della Guardia, Fragapane si sovrappone, pensa al cross, scarta invece l'avversario, ancora Fragapane al limite dell'area di rigore, cerca il destro Fragapane. Rizzo appoggia Fragapane, il cross sul secondo palo, il colpo di testa di Cannavò, Sienco in 2, anzi in 3 tempi la afferra sulla linea. Riescono gli ospiti per un momento a alleggerire, poi clamoroso, bello, perde il pallone, a Golli gli fa un regalo perché poteva andare anche alla conclusione, comunque poteva inventarsi sicuramente qualcosa di meglio il numero 2. Eccolo il fischio di Mandracchia, Rizzo verso la porta, Rizzo! Sienco ci mette la mano e la va a deviare in calcio d'angolo. Prima intenzione ancora Genovese, però riesce a passare a destra per Agolli, vediamo se arriva il traversone, adesso sì, Gueye preferisce ragionare, prende le vie centrali, ancora Gueye non trova l'idea, trova il mancino, Sienco dice no, in area di rigore Cannavò, posizione irregolare. I biancorossi vanno a ospitare al Gianni Cosimo il Modica, occhio a Gargiulo, l'inserimento in area di rigore, Gomez Brito sulla linea di fatto ad anticipare Cannavò. C'è però uno spacco lì a centrocampo nella zona della 3/4 e allora ne approfitta Leonfortese, conclusione dalla distanza di Coco. Genovese, bello il controllo, mette giù il pallone il numero 10 della Messana, Sterza c'era sul destro, prova a metterlo sul palo più lontano, Cannavò mette giù, mancino! Ma che parata quella di Sienco! Chance per la Messana mentre Genovese può andare al destro a giro di un soffio vicino all'incrocio. Sulla via di Damasco trovano sempre illuminazione quelli della Leonfortese, poi il cross e Cannavò, il pallone non ha oltrepassato la linea. Agolli può andare al cross, Sienco a vuoto, la deviazione di Da Silva, Della Guardia per il tiro di Della Guardia, Popolo Ginesi superato in questo caso Rizzo, Anieni mette il pallone dentro, Ferrara miracolo e poi arriva il gol. Quello che sblocca il risultato lo segna Perri per la Leonfortese, è 0-1. Filippo Perri sblocca le ostilità al Sorbello Stadium di Visconti quando manca un quarto d'ora alla fine della partita. La progressione di Gueye,
Ingresso in area di rigore per Gueye, cerca la finta, il pallone forte, la deviazione di Antonio Genovese, 1-1, la Messana pareggia a 10 dalla fine. Coco, Bibire, ancora il numero 9 che avanza, ancora Bibire, passa in mezzo a due con un gran dribbling, il mancino, Ferrara in calcio d'angolo. E poi al Genovese c'è un po' di spazio, riesce a trovare l'assist per Cannavò, il capitano, punta Popolo Ginese, ancora Cannavò, Rizzo, il suo tentativo diventa un assist, Russo Scavaccasienco, incredibile, pallone sul fondo, 30 secondi e poi solo il recupero, Cannavò l'appoggia, Gazzè in girata. Ed è tutto allora dal Sorbello Stadium in Visconti, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. E prima dei saluti vi diamo appuntamento per domani, giovedì, con Ettore Tortorici alle ore 21 con la puntata dedicata ai 4 gironi del campionato di promozione e ai 6 gironi del campionato di prima categoria. Grazie per averci scelto, buon proseguimento con la nostra ricchissima programmazione sportiva. Siamo la trasmissione più longeva del calcio dilettantistico siciliano. Quest'anno festeggiamo la 15ª stagione e siamo visibili sul canale 15 di 7 Gold, ma anche sul canale 19 di TVM Palermo. Ma da questa stagione siamo anche visibili sul canale 83 in Calabria con GS Channel, così come anche sul canale 79 per Roma e provincia. Penalty. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai.